Eccoci. Ben trovati, Dimmi se non sembra un amici chirurgo. nostri. Sì, Non sembra un chirurgo che deve fare... Un chirurgo, ma che è il chirurgo, ragazzi? Che Esattamente, è il più chirurgo? fine. Ma che dici, Dai, più fine? Esattamente, dici chirurgo. E così si dice. Senti chirurgo, sono un chirurgo. Ma che c'entra? Ma è una parola che non No, esiste, tu certe cose non chirurgo. le capisci. Ma ragazzi, ma veramente, Tu cioè, non le capisci. vabbè, più Scusa, fine, è una parola orologio non inventata. c'è? Che c'è orologio? Ma che Orologio, c'entra, ragazzi? Ma è la dai. vabbè. Guanti Ma bianchi per che discussioni accontentare. faccio, ragazzi? Sì, Va bene, allora. Volevo, con mia estrema commozione, Sì. conferire con il mio pubblico. Conferire che è il Sì. Papa, ragazzi. Che Allora, cioè, ma che modo tutti è? gli chef stellati di tutto il mondo si sono messi in Daniela, coda ma per non mandarmi possiamo. audiomessaggi. Ma veramente dobbiamo fare sta cosa, Daniela, dai. Registro, vuoi Ma che mandare vuoi? l'audiomessaggio Ma che di mi ha girato nuovo? uno chef stellato? Vabbè. Vai. Esattamente, Totino, come ci siamo sentiti prima, sono io Carlo Cracco. Scusami Totino, ma il cognome è difficile, allora ti devo dire che la tua ricetta del risotto alla milanese con l'osso sacro e con l'osso buco, scusami, sono io Carlo Cracco, volevo dirti sei bravo, adesso ho inserito nel mio ristorante le tue migliori ricette, le chiamerò Totino e Cracco. Ma che volevo dire a problemi quella ha? lì che c'è vicino, non so, non mi ricordo come si chiama quella là, che Dai, quella là. Niente. Chef, Ciao, quella là no. da Carlo Cracco. Ciao Carlo, grazie, che commozione. Ma smettila, dai, Cracco, che non ce la fa a dire il suo stesso cognome. Allora, regista, parliamo di cose serie. Io invece ho ricevuto veramente un messaggio da una grande professionista del giornalismo, mia collega, che si complimenta anche per, diciamo, il mio ruolo in questa cucina. Te l'ho detto, te l'avevo annunciato. Scusa, registro, perché non mi hai detto che c'era il suo messaggio? Perché non te l'ho Ne detto? terrò conto. No, perché era una sorpresa. Regista, puoi mandare per favore il messaggio che è autentico, questo ovviamente, non come quelli tuoi. Vai. Buonasera e benvenuti a 8:30. Oggi, prima di iniziare la trasmissione, volevo Ascolta. fare i complimenti alla mia carissima È un po' collega Desiree raffreddata. Ferlito e ancora complimenti per la sua trasmissione sui piatti, è anche una bravissima cuoca. Io a casa li replico tutte le sere dopo la mia puntata di 83,5. Saluti da Lilly Gruber. Finito. Ma chi era quel bambino? Ma sarà un'interferenza, non lo so. C'era il bambino con le... Aspetta un attimo. No, dai. Fammi una cortesia. Ma no, ma non devo fare una c'entra. cosa. Di buonasera a tutti. Ma che c'entra? Hai visto che sei tu col naso Ma attoppato? non sono io, dai. Era lei col naso attoppato. Non è vero, ragazzi. Vabbè. Era Lilli che era un po' raffreddata. Lilli, riprenditi, che si chiama grazie. Gruber e parla italiano. Una che si chiama Gruber e può parlare male italiano. Lilli, va. grazie del tuo messaggio. Io chi conosco, dai. Vabbè. Va bene, Dai, non è passiamo alla ricetta che la gente vuole vedere le nostre ricette. E allora? Oggi facciamo regione che vai. Beh. E dove andiamo? Nord-est e centro Italia. Va bene. Per cui Marche, queste zone qui. Nord-est ce ne andiamo nel Trentino. Bello, dai. Trentino. Nord-est. Capito? E allora facciamo. Quella Sì. del Trentino si chiama la trisa. La trisa. La trisa è una polenta. Sì. Un polenta. Sì. Mi sembra un gioco di parole. Polenta, Ma è un così, è polenta. un polenta? Sì. La trisa non è altro che il cucchiaione di legno Che gira. che serviva per il paiolo che serviva per mescolare la trisa. Poi andremo direttamente al centro, Marche, Molise, queste zone qua, e faremo lo sformato di Bonifacio. Mi piace, Che mi è piace, una mi cosa piace. buonissima, proprio casareccia e casareccia. Casareccia, dai. Iniziamo col preparare i condimenti per Sì. il Bonifacio. Ci sto. Abbiamo messo dell'olio che frigge, abbiamo fatto delle mini polpettine. Micro così. polpettine, E andiamo a piccoline mettere piccoline, olio ben così. caldo Sì. e andiamo a friggerle. E le friggiamo. Dici, ma perché le friggiamo? E ora ti È faccio perché vedere. sono buone fritte, E ora ti faccio vedere. E ora ti faccio vedere. semplicemente. E ora ti faccio vedere. E ora ti faccio vedere. E ora ti faccio Bene, ok. E questo lo mettiamo qua. Ci diamo una mini asciugata a quell'olio che è scattiato, in Bene, italiano si è dice schizzato, si scattier. dice. No. Mi dai una Che vuoi, che vuoi? moscaiola, una ragno? Eccolo. E mi prendi tu un piatto? Sì, Grazie. eccomi.
et voi là. Ah, cadettero. Eccole qua. E che cavolo. Ok. E le mettiamo da E le parte. mettiamo da parte. Diamo un'altra asciugata qui così. E togliamo anche questo con molta attenzione. Perché L'olio è caldo bisogna fare sempre attenzione, Sempre ragazzi, attenzione. sempre. Ecco qua. E lo lasciamo lì, che poi ci servirà. A questo punto prepariamo il secondo condimento della nostra ricetta del sformato di Bonifacio. Ecco. Cominciamo. Al Cominciamo. solito con SCC. Sì, sedano, carote e cipolla. Brava. Olio. Yes. E anziché soffriggerlo lo stufiamo un pochino, capito? Sì. Com'è il soffritto stufato? Già che Brava. proprio lui veramente Brava. si ammorba e poi tu lo Vai. fai stufare. Esatto. E andiamo a fare questa soffrittitura. Qui abbiamo del macinato Sì. che ora noi appena si soffriggerà questo andremo a catafollare dentro. Puoi parlare bene, per favore. Catafollare, francese. Dai, ma Catafollare. Cioè, alziamo il livello, caspita. Esattamente, catafollare. Cioè la tua invidia che Cracco mi ha chiamato Dai. non ha Ma che limiti. dici, raga? Ma Cracco, ragazzi, veramente. Chi della Gruber, Ma vero? quella era lei, era raffreddata, ti ho detto. Se vai a vedere la diretta. Vediamo. Ma guarda, ma non sono io, ma assolutamente E no. lei, buonasera Ma non a è tutte così. lei. Allora, Ecco qua. Stiamo soffriggendo. Vai. E andiamo a smacinare le macinate in this way. Like this. bene, quindi macinato questo cos'era? Manzo? Macinato misto, manzo misto. e maiale. Misto, ok. A questo punto andiamo a mettere un pochino di Di che? sales e ci serve che ci fa uscire il liquidos, magari un altro pocos. E bella forte forte. Bello, bello. Andiamo ad aggiungere questi preziosi funghi. Mamma mia che meraviglia, ragazzi. Così. Così. L'acqua non la buttiamo. Perché non buttiamo l'acqua? Perché ne so? Perché qui c'è tutto il sapore. C'è il sapore. Bene, Aspetta. quindi questa la No, spostiamo. lasciamela qua che Ah, mi la vuoi serve. adesso? Però la sposti La un metto po' di qua. qua. Andiamo a tagliare i funghi. Funghi. È un misto di funghi secchi, dal porcino al proroto. Bello, tutti i Questo tipi. quando magari non ci piace il sapore forte del porcino, capito? Tu lo sai, in campagna ci sono i funghi, no? Naturali, giusto? Certo. C'era una funga e un fungo. C'era una bella serata. E il fungo allunga le mani verso la funga. E la funga gli fa porcino. Ride solo, guarda. Che scemo. Ecco qua, a questo punto A aggiungiamo questo le punto, fonci. sì. Tutti catafollati qua dentro. Ecco qua. Eccoci qua. E ora, una volta che abbiamo visto che i liquidi si sono completamente ritirati, Sì. ho bisogno della regina Vuoi del un po' pepe. di pepe, ragazzi? Lo La mettiamo un regina po'. del pepe. Eh. Grande. Allora, come pepa lei non pepa nessuno. Pepatina. Vai. Pepatore. Che buono il profumo del pepe. Eh Ecco sì, là. e adesso che Dammi ci serve quell'acquetta l'acqua dei funghi. dei funghi Tutta? che ci dà sapore, così. Dopodiché, Dopodiché, sempre facciamo? con l'acquetta dei funghi, andiamo a mettere pomodoro? generosa E quindi ti serve il dose mestolo. di tomato. Questa com'è? Della È salsa una passata già precotta, io l'ho precotta. cotta prima di metterla qui. condita, no? Sì, tutte le dita ce l'ho messe, non una sola. Scemo. E questo lo mettiamo qui, E questo perché lo ci mettiamo servirà qua. dopo. Mi dai un bel coperchio? Certo.
E con quella cottura Questo di secondo te mezz'oretta, o questo? no, con la cottura di mezz'oretta, 40 minuti, arriveremo Ad al avere un bel conquibus. sugo. Nel frattempo, cosa facciamo? Prendiamo la pentola. Prepariamo, facciamo la seconda preparazione? Prima ci mettiamo l'acqua per bollere. E mentre l'acqua bolle, Sì. mi dai il sale? Metti un po' di Give sale. me salt, please. O salt, Ecco. A questo punto ci cominciamo a preparare la consazione, nonché condimento, per fare la trisa. La seconda ricetta, prima Ah, la rima. la rima. Prima la rima. Allora devo fare la rima con consigli per i consigli. Non è che per forza, dico Sì, se non la sì. sai fare, non la fai. Stiamo facendo regione che vai, nord-est, centro, in rima, a voi i consigli per i consigli. Ma dov'era la rima, scusa? Ma non ce n'è rima, ragazzi. A me sembra che... Ora facciamo una cosa che tu dici, Totino, ma che stai facendo? Che stai facendo? Dobbiamo preparare la teglia per lo sformato di Bonifacio. Ci sono. Allora, Un po' di olio, sì, uno sponsellamento così, sì, lati centro, lati centro, lati centro. Bello. Così. sì. Questo lo poggiamo e Ecco. guarda che cosa ti faccio. Ti vado a bardare la teglia con il prosciutto, Oh, con un buon crudo. così facciamo proprio, Una- la vestiamo sì, col sì. prosciutto? Brava, facciamo una vestizione prosciuttifera. Bella questa, eh? A Abbiamo ricoprire la bardato nostra questo teglia. Ecco, e ora ce la spostiamo un attimino sì, perché ci andiamo a preparare sì. la seconda ricetta. Intanto l'acqua bolle e diamo giù di fettuccine. Diamo giù di fettuccine. 1, 2 e caliamo così. Questo lo togliamo. Ecco. Mi dai la pinza, mi dai la pinza, la pinza, la pinza, Eccola mi dai la qua, pinza. tesoro, guarda. Ecco qua. Ecco qua. Dobbiamo dare, siccome è pasta all'uovo, una cottura. Veloce, Nel frattempo, fatti gli occhi come è diventato il ragù. Vediamo, pronta? Dammi un segnale che mi fa capire che sei felice di vedere il ragù. No, non un segnale che deve assaggiare. Ecco. Detto tu, dammi un segnale che sei Ti felice. piace? Attenta che è caldo. Buono? Mamma mia. Oh mia bella Buono. Madonnina, Molto buono. che te brille da lontano. Dai, non ti bloccare con la nebbia. Esattamente. Esattamente. Mi richiamo. E allora, nel frattempo mi comincio a preparare una piccola base per Cos'è? il nostro. Questa è pancetta di maiale, ma non salata, fresca. No, ecco, quindi naturale. Fresca, fresca. E andiamo a tagliare in this way. Uno, Quindi facciamo dei tocchettini con questa pancetta di maiale Brava. fresca, abbiamo detto, no? e brava. Sì. Ti viene meglio così a Ah, tagliare? questo non è un piatto leggero, indubbiamente, vabbè, però non è che lo facciamo sempre. l'acqua, guarda, l'acqua. Metti un po' giù. Fai così e lui scende. Ecco, Ecco fatto. ecco qua. Eccoci. Allora, quindi A questo punto andiamo a scolare totalmente la scoliamo? pasta. Sì, Scoliamo. perché già è pronta. Quasi pronti, eh? Torniamo, Eccoti. andiamo a salsare. Ah, la La salsi? pasta. Quindi doppio passaggio di Sì, sugo? 1, 2, Buona, eh? Buona. e guarda che facciamo. Mescoliamo, così. Dopo questa miscellaneanza, così, andiamo a mettere Il ragù? un bello poco di ragù. Bella Uno. questa, eh? 2, 3 e 4. E questo ce lo conserviamo per dopo e ti faccio vedere perché. Eh sì. Un poco di
ci andrebbe il pecorino, ma noi non ci mettiamo il nostro caciocavallo. Mettiamo il caciocavallo, che quello indubbiamente dà quella ragusano spinta che in è più, un'altra quel cosa. sapore in più. Giusto. E allora, ragù pronto, quindi questo Guarda. ragù diciamo che ha Ora aspetta. come particolarità i funghi. Esattamente. Ora guarda che cosa si fa. Ti ricordi la teglia che abbiamo preso per Sì. imbardata? Prendiamo la pasta. Ah, ma la metti lì, sai che non l'avevo capito. Pensavo fosse l'altra ricetta questa. No. Quindi queste tagliatelle, ma posso assaggiarle? No. No. Queste tagliatelle che fanno un profumo, ragazzi, veramente che sto soffrendo. Ora mi ci metti le palline Ma cercando di pure? coprire tutta la superficie. Così. Ci siamo quasi. Brava, ti aiuto io. 3, 4, 5 e abbiamo coperto la superficie. Ecco. Di belle palline. Dopodiché, che cosa ti avevo detto? Questo lo mettiamo dopo. Mamma mia, che meraviglia, eh? È particolare questo piatto. È bello consistente pure, no? Bello consistente, ma sembra molto buono. Mi Vado dai a spalmare con la Marisa? No, aspetta, No. prima tieni un attimo questo. Allora, tieni va questo. bene. Ti do questo perché qua c'è tutta la sostanza. Ok. Bella, A bellissima, posto così, tieni. Questa la tengo io e La allora metti nel lavandino. ci siamo quasi. Oh, bello piatto. Ci siamo? Marisa. Ecco, a te. Vieni. Eccoci qua. Alla via così. Il profumo fa la sua parte. E facciamo così adesso. Questi li presi sul lavandino. Ecco. E quindi andiamo a chiudere praticamente con i lembi di prosciutto che sono Sì. rimasti. Brava. Che potessi dire i lembi non me lo sarei mai aspettato. E questa... Ah, e adesso andiamo a mettere un altro strato. Ecco. In forno. Meraviglioso, ragazzi. Il nostro sformato di Bonifacio è pronto. Adesso in forno, 180 gradi. No, 200 no. al forno ventilato. E passiamo alla seconda preparazione. Eccoci. Faccio finta di prendere la pentola, ma già l'avevo presa la padella. Ma che motivo c'è? vabbè, Scusa, dai, che mi dicevi? piaceva. Ho preso la padella, potevi... Ah, mi piaceva, dai. E andiamo a mettere tutto caldo, Tutto caldo caldo. così. Andiamo a mettere questo nostro bel pancettos. Bella. Dammi la... Che vuoi? anche questo va bene. Così. Potrei avere un po' di sale, dato che questa Ma è pancetta certo. fresca, non è una Ma pancetta. certo. Capito? Mentre lui si rosola, guarda cosa faccio io. Prendo la pentola, la metto sul fuoco, mando avanti. Mi dai quel latte e acqua? Tutte e due? Tutte e due. Questo cos'è? Questo è dell'acqua? Acqua. Questo è latte, cos'è? Un Latte. parzialmente scremato? Ma come vuoi, come ti piace? Come vuoi. Vabbè. Latte, Bene, quindi quindi pentola, del latte, sale, acqua, sale. sale. Così. Aspettiamo che bolle. Che stai facendo? Aspettiamo che bolle. Ma che c'entra, Bolle, ragazzi? Roberto, Non bolle. può fare queste battute, veramente. Roberto, bolle. Io vado a finire di danzare e tra poco ci vediamo qua che bolle. Guarda, guarda, sta bollendo, Desi. Ecco, allora, quindi... Desi, bolle. Mi Sta dai il cucchiaio di bollendo. legno? Eccolo. Mi dai la bella farina di mais, nonché la polenta. Eccola. La versiamo qui così. Va bene, naturalmente le dosi le diamo poi a fine Sì, puntata, a fine giusto? puntata diamo tutte le dosi. Ci dosiamo. Per capire qual è la proporzione esatta. Mi dai la frusta adesso? La frusta, Eccola. grazie. Guarda qua. Guarda che bella. A questo punto A questo punto che facciamo? spegniamo il fuoco. Sì. Così. E aggiungiamo Questa metti dentro? dentro
è una cosa che a te non piace, il gorgonzola. Mamma che meraviglia, ragazzi. È come Un se non mi pochino di piace. burro per mantecare. Metti, no, qua il gorgonzola va, non va lì, va qui, non va lì. Ripeto, non è un piatto leggero, Ho però capito. non è un piatto da ogni giorno. Direi di no. Allora, il tempo di dare una pulita e vi faccio vedere tutto E il torniamo, piattato. ragazzi, e torniamo. Ciao. Eccoci di ritorno, la trisa rivisitata. Mamma E mia, l'abbiamo messa ragazzi. qui. Dai. Adesso andiamo a prendere il nostro sformato. Lo sformato di Bonifacio, ricetta pazzesca, ragazzi, veramente. È diventato così, E adesso lo è sformiamo. bello croccante. E adesso, se ci riusciamo, lo sformiamo. Lo sformiamo. Se non ci riusciamo, non lo sformiamo. Questo è un piatto della domenica, eh? Come? Questo è un piatto della domenica, ci sta. Sì, esattamente. Andiamo così. Credo che sia necessario lo straccetto. Così. E tu vuoi là. Guarda come c'è il Mamma sughetto. mia, ragazzi, che meraviglia. Dai, sforna. Squillino le trombe, rullino i tamburi. Pronti? E voilà! Ta-tan! E qui c'è il nostro sformato. Mamma mia, ragazzi, ma che Di cos'è? Bonifacio. Che cos'è? Che cos'è? Allora, io direi, siccome mi hanno detto che questa puntata non c'è assaggio, possiamo andare a salutare. Metti- Cioè, ragazzi, che vi devo Che dire? gusto c'è? Che gusto- Il gorgonzola. Si sente proprio, ragazzi. Pazzesco, c'è un retrogusto leggero, Guarda, questo è gorgonzola, questo verdino che vedi. ma non per nulla invadente. Capisci? Sì. Buona. Questa poi quando raffredda la soda la puoi fare in piastra, la puoi fare fritta, Con se un certo rimane. carattere, come Se posso rimane dirti? la può fare fritta. Possiamo andare avanti? La facciamo fritta dopo? Sì, un giorno la faremo. E adesso ti servo la trisa. Ecco qua. Fai con come, non ti preoccupare. Io il grasso non lo mangio. Ma chi l'ha detto? No, io non lo mangio. Ma chi l'ha detto sta Ma cosa? no, io per gemità sì. Scusa, chi è che parla così? Eh? Mi dai una palette? Una palette? Buona, eh? La palette? Quel tocco di gorgonzola, devo dire, che ci sta bene. Ah, E poi c'è registro, questa, guarda. ragazzi, questa è una ricetta serissima. Guarda, registro, guarda. Come mi devo comportare? Guarda, si vede la polpettina, vedi la polpettina. C'è la polpettina. L'hanno vista, basta. No, io grasso non ne mangio perché mi fa senso. Ma che è? Non lo so. Non mi fa senso, grasso. Allora, come mi devo comportare? Forchetta e coltello? Come vuoi tu. Ah, sì. Cioè, come mi approccio qui a questa situazione? Mi approccio così, guarda. La polpettina, la polpettina. Polpettine è un secondo momento, aspetta, perché poi c'è anche... Lo sapevo. Cosa sapevi? Scusa. Lo sapevo, ragazzi. Cosa sapevi? E questa è una ricetta particolare. Buona. Intensa. No, ai funghi. I funghi, il prosciutto. Ma questo è un fungo gigante, eh? Sì, sì. Il prosciutto mettici pure. Ma me lo devi dire tu come devo assaggiare io? Guarda che ci metto. Fungo, polpetta, pasta. Cioè, se riesco a fare questa, ragazzi, prendo un master in assaggio. Io... Senti, anziché abbracciarti, io vorrei assaggiare. Buona, eh? Buono. Ci vediamo dopo. Perché poi il prosciutto... Raggiungeteci.
dà quel sapore in più, quella Ma spinta, lo fai capisci? apposta, lo so. Ci vediamo Quel dopo. gusto. Arrivederci. Trisa rivisitata. 500 ml di latte, 500 ml di acqua, 200 g di farina di mais, 50 g di burro, 100 g di pancetta di maiale, sale e pepe quanto basta. Timballo alla Bonifacio. 500 g di fettuccine all'uovo secche, 200 g di prosciutto crudo, 300 g di macinato di vitello o misto, 1 litro di passata di pomodoro, 50 g di parmigiano grattugiato, sedano, carota e cipolla, 30 g di funghi secchi, mezzo vino bianco secco, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta,